sono Gualtiero Bertelli, cantautore, ma canta storie, veneto. Nina, ti te ricordi? E veneto non solo perché sono nato in Veneto, ma veneto proprio anche come formazione culturale, come modo di proporre le mie cose, ma poi magari ne parliamo. Detto insieme a fare l'amore. 1963, ho incominciato nel 63-64, con Luisa Ronchini abbiamo formato il Canzoniere Popolare Veneto, collegato con il nuovo canzoniere italiano che in quel momento stava cominciando quella splendida avventura che è stata quella del nuovo canzoniere italiano. E mi che ero stanco. Le prime canzoni sono state del repertorio popolare, per così dire. Anzi, la prima è stata in italiano, la seconda in veneto, ai Case Minime. Quindi la ricerca sul mondo popolare e anche la composizione di nuove canzoni. Quando che se sposemo. Sai, tutto sommato Nina è un testo molto semplice, l'hanno sentito 1000 volte. Raccontando una storia veneziana, anzi della Giudecca, quello che succedeva sotto casa mia, non mi è venuto in mente di poter raccontare in maniera diversa, perché io parlo e penso in Veneto da quando sono nato. Dico sempre che parlo discretamente l'italiano, ma penso, ragiono in Veneto. Francesco mi conosceva molto bene, anzi si è sempre dichiarato un mio grande apprezzatore. Quando poi ha deciso di fare questo disco con Giovanna Marini, Il Fischio del Vapore, recuperando lo stimolo della canzone popolare, Giovanna mi ha chiamato dicendo: sai, Francesco, stiamo facendo questo disco, vorremmo fare Nina. Che ne dice? Benissimo, sono ben contento. E così Nina è tornata dall'oblio. E ancora a vita se dura. Quando ho sentito il disco gli ho telefonato, ciao Francesco, sono Gualtiero. No, lo so che ho sbagliato, è Ancuo e non Anquo. Vabbè, dico, figurati se mi metto a cantare io in romano, chissà che casino che faccio. Tanto sbagliare. Il mio estati d'animo, il mio essere uomo, persona, passa attraverso questa lingua, con la quale immagino le cose. E spero che rimanga, perché se si perdono i dialetti si perdono patrimoni preziosi. E tenendo conto che il dialetto è prevalentemente una lingua orale, se non si continua a parlarla, la perdiamo. È stato demonizzato il dialetto. Chi parla in dialetto non sa parlare in italiano, non è vero. Chi parla in dialetto può anche far più fatica a tradurre tutto in italiano, tradurre nel senso di riportare nell'italiano, ma quando ci riporta una freschezza, una competenza, una profondità di linguaggio che altrimenti non ha. Se non abbiamo consapevolezza della storia, di ciò che è stato, non sappiamo neanche bene dove va il futuro. C'è un popolo senza storia e un popolo senza futuro. Beh, interessante, da un po' di tempo a questa parte sto recuperando, a proposito di storia, proprio pezzi di storia attraverso la canzone popolare. L'ultimo disco che ho fatto, un CD, che si chiama Il Custode della Miniera, sono 10 ballate di cantastorie, sono falsi d'autore. Nel senso che sembrano ballate di cantastorie, perché ho usato anche il linguaggio, la metrica, ogni ballata è diversa dall'altra. E anche il gruppo musicale è il gruppo musicale tipico della canzone, del ballo popolare o della musica popolare, cioè chitarra, fisarmonica, contrabbasso e violino. È un omaggio ai primi mediatori culturali, interculturali tra culture diverse dell'Italia unita. Sto parlando dei cantastorie dalla metà dell'Ottocento ad oggi. Qui siamo nello studio Sonic di Mogliano, sopra c'è Giorgio che sta mixando e stiamo mixando l'ultimo spettacolo fatto con Gian Antonio Stella. Praticamente quasi tutte le opere di Gian Antonio le abbiamo trasferite in scena. Lorda ha fatto oltre 400 repliche, quindi continua a farle tra l'altro. Quello che sta girando in questo periodo, che si chiama Negri, Froci, Giudei e Company. Il tema centrale è il razzismo, cioè la paura dell'altro, la diffidenza verso l'altro.
Si può fare anche si può fare anche così, per essere nitida. Paure o dalle scuse più diverse, ma per esempio nella lingua ha un fortissimo elemento di resistenza. Senti come chi parla, chi ha neanche buoni di parlare, ovviamente gli altri pensano che anche tu non sei capace di parlare. Quando invece ciascuno è possessore della propria lingua e consapevole della propria lingua, non è più un ostacolo, ma è un mezzo di una ragione in più per comunicare, perché ciascuno ha voglia di farti capire quanto è bello quello che sta per dire, è importante, almeno per lui. La mia storia mi copre dall'accusa di essere leghista. A parte che questa accusa me la sono sentita dire più di qualche volta, non so ben perché, ma evidentemente a qualcuno basta soltanto che uno canti in Veneto. Ma non me ne importa mica nulla, cioè voglio dire, la Lega non è il demonio, la Lega dice delle cose per me condivisibili e delle cose non condivisibili. Su barche de carta i sogni diventa putei. Per esempio, se si smette di produrre in dialetto si perde la capacità di usare un mezzo potente di espressione. Tener viva questa cultura è cosa sacrosanta, ma dovrebbe essere una battaglia di tutti, non della Lega. Che poi si dica insegniamo il dialetto a scuola mi pare una roba che non sta in cielo né in terra. Se la battaglia è per escludere insegnanti di altre regioni, no, è una di queste battaglie su cui, se è questa la ragione, o perlomeno una ragione surrettizia può essere questa, dico che io a Belluno non potrei mai insegnare il dialetto, perché un bellunese che parla stretto faccio fatica a capirlo anch'io. Ma neanche a Chioggia potrei farlo. Noi abbiamo una lingua povera, la arricchisce il dialetto, la capacità di trasferire, di integrare questa lingua povera ma nazionale importante, con le nostre suggestioni di lingue diverse, ci porta a una ricchezza linguistica, altrimenti va dispersa. Uno pensa al dialetto, vabbè, insomma, non ha parlato, no, dietro c'è storia, c'è vissuto, c'è una parte di ciò che ti ha costruito come sei, bene o male.